L'Italia dei Valori, come il Ministro già sa, ha votato no alla fiducia e ancor più convintamente esprime il proprio voto contrario nel merito di questo provvedimento. E prima di entrare nel merito, però, mi sia permesso fare qui, in questa sede, una denuncia politica. Lo stesso Ministro ha detto, nei giorni scorsi, ha detto pubblicamente che trattasi di un compromesso politico fra le forze politiche che appoggiano questo governo e che trattasi di un provvedimento chiamato anticorruzione, ma che è stato formulato in questo modo perché altrimenti le forze politiche non l'avrebbero approvato. Quindi è lo stesso Ministro che disconosce la qualità di questo provvedimento e che viene fatto semplicemente per indurre in errore l'opinione pubblica e far credere che stiamo qui emanando un provvedimento anticorruzione per rispondere alle osservazioni e alle indicazioni, alle prescrizioni che ci ha data l'Unione Europea con la Convenzione internazionale di Strasburgo. Facciamo una denuncia politica perché quando si chiede un voto di fiducia, il voto di fiducia si chiede su quel che il governo ritiene giusto e necessario fare per contrastare la corruzione. Invece il governo chiede il voto di fiducia su quel che è un compromesso politico, quindi non chiede un voto di fiducia per sé, ma il Parlamento in questo momento ha dato un voto di fiducia a se stesso e non all'operato del governo, in ciò dimostrando ancora una volta il ricorso abnorme, il ricorso poco corretto che si è fatto a questo istituto. Intendiamo denunciare qui in modo chiaro il fatto che sia avvenuta una trattativa su un provvedimento così delicato quale il provvedimento anticorruzione e che la trattativa ha portato a un provvedimento che nel merito è chiaramente al ribasso, perché non combatte la corruzione né combatte i reati contro la pubblica amministrazione, ma nel merito è pro corruzione ed aiuta ancora di più i corrotti e corruttori. È tanto vero quel che affermiamo che fa impressione ascoltare i colleghi che hanno preso e che prendono la parola in questo Parlamento per dire che questo provvedimento andava fatto in modo diverso eppure lo votano lo stesso, senza comprendere la ragione per cui, se poteva e andava fatto in un modo diverso, non è stato fatto in questo Parlamento e non è stato fatto in questo momento. Questa idea, cioè di far passare un provvedimento per quel che non è un artifizio e raggiro per indurre gli italiani in errore e far credere che questo Parlamento finalmente prende delle decisioni che dagli inizi degli anni 90 doveva prendere e che ancora non prende e non ha preso. E volendo entrare ora nel merito, vorrei soltanto ricordare alcuni errori gravi contenuti in questo provvedimento. Innanzitutto la eliminazione del reato della concussione per induzione. Come ci hanno insegnato a scuola, la concussione, che è il reato del politico e del pubblico ufficiale, lo era anche dell'incaricato di pubblico servizio, adesso non si capisce per quale ragione è stato tolto questa figura, che con violenza minaccia o appunto inducendo in tal modo il privato a concedere delle somme di denaro o altra utilità, commette un reato. Ebbene, non si è mai visto nella storia giudiziaria italiana un reato di concussione per violenza, perché non si è mai visto un politico prendere a martellate, a botte, a cazzotti un imprenditore per farsi dare i soldi. Non si è mai visto un procedimento penale per concussione per minaccia, perché non si è mai visto un pubblico ufficiale, un amministratore pubblico, mettere la pistola alla tempia per farsi dare i soldi da un privato. Si è sempre visto invece la concussione per induzione, cioè quel modo di fare, di comportarsi del pubblico ufficiale, del politico, dell'amministratore pubblico, che senza parlare, fischiettando, girandosi dall'altra parte, chiudendo la pratica,
non rispondendo al telefono, mette in condizioni tali per cui il privato non può che ridursi ad accettare una proposta che non ha più bisogno neanche di essere formulata per essere imposta. Questo si chiamava fino a ieri, fino a oggi, concussione per induzione, ed era il reato tipico dei procedimenti che hanno invaso decine e decine di procure della Repubblica in questi 20 anni la storia giudiziaria italiana. Ebbene, questo reato è stato eliminato e allora è ovvio che non può chiamarsi un provvedimento anticorruzione quel che invece aiuta i pubblici ufficiali e gli amministratori a commettere ancora fatti più gravi. Così come noi contestiamo nel merito il fatto che non si sia intervenuto alla radice attraverso il ripristino del falso in bilancio, le modalità con cui venivano e vengono formate le provviste per pagare le corruzioni, le concussioni e quant'altro. Fino a quando non si ripristina il falso in bilancio, è ovvio che non si interviene a monte su come viene formata la provvista, perché non è che l'imprenditore quando paga una tangente lo prende dalla tasca propria, lo fa uscire dall'azienda come un'impresa, come una spesa dell'impresa, e lo fa uscire attraverso una falsificazione di bilanci. Il governo Berlusconi si era fatto apposta aveva eliminato apposta questa norma proprio per giustificare comportamenti diretti del Presidente del Consiglio, che sul falso in bilancio ci ha giocato molto. Il governo tecnico ci dice oggi che ha dovuto trovare un compromesso politico, altrimenti non gli veniva approvata questa riforma, e nel compromesso politico ha previsto la non reintroduzione del falso in bilancio. Noi chiamiamo questo non compromesso politico, ma chiamiamo questo coinvolgimento politico, chiamiamo questo complicità politica nel mantenere questo provvedimento pro corruzione. Noi riteniamo che sia stato e sia un errore grave quello di aver previsto che una riduzione della repressione penale, non un aumento, perché è vero che è stato previsto il traffico di influenze private, ma addirittura con una punibilità meno del millantato credito, vale a dire, se solo ci riflettete, che se una persona millanta suoi interventi presso un pubblico ufficiale viene condannata a 4 anni, ma se lo fa veramente solo a 3 anni. E questo anche ci sembra un'assurdità, ma capiamo le ragioni per cui è stato fatto. Si vuole evitare le intercettazioni telefoniche, si vuole evitare che su questo tipico di reato si possa intervenire con mezzi istruttori tali per scoprirli, e quindi si deve mettere una pena tale per cui interventi istruttori in tal senso non possono essere fatti. È ovvio quindi ancora una volta che è un provvedimento che raggira la volontà popolare, così come non capiamo perché è stato eliminato l'interdizione automatica dai pubblici uffici. Se uno viene condannato è giusto che sia interdetto dai pubblici uffici in via automatica almeno per un certo numero di anni fino alla riabilitazione. Così come non comprendiamo per quale ragione sia stato delegato al Governo l'inserimento di una norma che noi riteniamo fondamentale per mandare un messaggio al Paese di ripresa di dignità di questo Parlamento, vale a dire la previsione di liste pulite nelle candidature e quindi la non candidabilità delle persone condannate. Non c'era bisogno di fare un provvedimento di delega, che bastava inserirlo direttamente in questa norma. Ecco perché noi riteniamo che per queste e per mille altre ragioni, come ha detto l'Associazione Nazionale Magistrati, come ha detto il Consiglio Superiore della Magistratura, si tratta ancora una volta di un'occasione mancata. Anzi, hanno detto queste autorità che si tratta di una amnistia parziale, aggiungo io mascherata, ed è per questa ragione che concludo il mio intervento con un accorato appello al Capo dello Stato affinché con il suo intervento possa rimandare l'atto al Parlamento per una rilettura complessiva di questo provvedimento, perché in questo modo e fino a questo momento questo è semplicemente un raggiro dell'opinione pubblica e dell'elettorato italiano per fini elettorali. Signor Presidente della Repubblica, rimandi questo provvedimento in Parlamento affinché il Parlamento si assuma le sue responsabilità e faccia finalmente un provvedimento che serva ai cittadini e non a nascondere sotto il tappeto le magagne di questa politica.